Nuove cuvée eroiche, un momento molto importante per il vostro marchio. Sì, è una grande emozione sempre presentare dei nuovi vini e queste due etichette saranno molto importanti per il futuro di Bisol 1542, è un'azienda che ha una grande storia, il 1542 la dice lunga perché è un'azienda che affonda le sue radici nella storia e nelle colline di Valdobbiadene. Sono le nuove cuvée eroiche di Bisol, quindi un Bisol Brut e un Bisol Extra Dry, sono una cuvée creata con uva glera solo raccolta sulle ripide colline di Valdobbiadene e che saranno dedicate esclusivamente alla migliore ristorazione e pensiamo che possono avere un grande successo proprio nella mescita al bicchiere, raccontando proprio la freschezza, la fragranza, l'immediatezza che deve avere il Prosecco superiore di Valdobbiadene. E in occasione della giornata del Made in Italy, quindi ha ancora un valore questo? Ma assolutamente, i valori del Made in Italy sono anche quelli del territorio, della tradizione e della cultura e questo è uno dei valori del Prosecco superiore. Il Prosecco superiore come espressione di questo territorio unico, di queste colline ripide in cui si fa una viticoltura appunto eroica, quindi dietro poi l'eccellenza del Made in Italy c'è il saper fare, quindi c'è territorio, cultura, tradizione, saper fare. E poi credo che queste due etichette possano essere, come il Prosecco superiore, uno simbolo dello stile di vita italiano. E ciò che rende unico il Made in Italy è proprio il fatto che il Made in Italy racconta e rappresenta quello stile di vita che tutto il mondo ci invidia.